La primavera è appena iniziata e sta portando un cambiamento nelle curve legate all'emergenza coronavirus. E ora si inizia a guardare alla bella stagione. Per l'estate il governatore ha già qualche idea. Ed ecco come la vede. Libera? Io non sono uno scienziato. Gli scienziati sanno sempre tutto, quindi potranno dirci anche cosa accadrà fra 100 anni. Io dico che me l'immagino libera. L'estate diventa un'ancora di salvezza, ma per un importante allentamento delle restrizioni bisogna guardare all'immediato futuro. Ecco perché. Bisogna essere obiettivi nel guardare i dati e riconoscere che c'è il virus e che c'è pressione ospedaliera. Qui non si può negare l'evidenza. Dall'altro è vero che se da un lato c'è una pressione sanitaria che gestiamo, dall'altro è altrettanto vero che c'è un problema economico, ce n'è uno sociale e uno psicologico nei cittadini. Con queste premesse va probabilmente rivisto il modello su cui si basano le valutazioni delle regioni per l'applicazione delle zone a colori. Penso che il modello che ci valuta oggi, che è quello dei 21 parametri, diventi giorno dopo giorno sempre più inattuale e anacronistico, perché è un modello costruito in un momento epidemiologico e di infezione in cui, ad esempio, pensate, non esisteva una diagnostica aggressiva come quella che riusciamo a fare oggi. Non esisteva un sistema di cure come quello che riusciamo a fare oggi. Zaia chiude con un appello di grande importanza in questo periodo estremamente delicato. Il mio appello è di non abbassare la guardia. Ne veniamo fuori, questo poco ma sicuro,